Buongiorno, buon inizio settimana. Siamo in diretta come sempre per raccontarvi le notizie del nostro territorio. Rimarremo insieme fino alle 13:30. Ed oggi in primo piano la cronaca, perché nella Marca negli ultimi 2 giorni ci sono stati 3 gravi incidenti stradali, 2 dei quali con pirati della strada, ma c'è stata anche un'altra tragedia questa mattina a Spresiano e ce ne parla il nostro Christian Arboit, che lo vedo già sul nostro schermo. Christian, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3, anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Mi trovo in via Busco a Spresiano. Quello che vedi è la cavalcavia della Pontebana, dall'altra parte invece c'è il cavalcavia della ferrovia. È un luogo molto trafficato ma anche isolato rispetto al centro. Qui questa mattina, come ben dicevi, l'ennesima tragedia sulle strade della Marca trevigiana. A perdere la vita un ciclista di 81 anni che stava percorrendo questa strada proprio via Busco. Stava scendendo, a quanto pare era all'esterno della pista ciclopedonale, una bici elettrica, era munito anche di caschetto, quando proprio in questa zona dove vedi appunto questo tir rosso scendere c'è stato l'impatto. Di fatto i rilievi sono in corso, ma la dinamica sembra abbastanza chiara, quindi l'anziano che stava percorrendo la strada verso appunto Fassa Bortolo, che si trova dall'altra parte, e appunto il camion che invece stava compiendo una svolta probabilmente verso destra, come sta facendo anche questo tir. L'impatto è stato inevitabile, l'uomo è caduto a terra, stava trasportando, lo potete vedere, i poveri resti a terra, appunto stava semplicemente, ecco, ci spostiamo un attimo, stava trasportando delle pesche. Era appena stato a fare la spesa in un'azienda agricola qui della zona. L'uomo, Beppino Mussato, 81 anni, abitava con la moglie in via Dante Alighieri, moglie che è stata avvisata della tragedia poco meno di 40 minuti fa da parte della polizia locale di Spresiano, che si è anche occupata dei rilievi. Al pronto soccorso è finito, ma per accertamenti non è assolutamente grave il conducente del mezzo, il furgoncino che vedete nelle immagini, il furgoncino bianco che appunto è di un corriere, di una ditta di spedizioni. Sul posto ovviamente anche il SUEM 118 che ha tentato il tutto e per tutto appunto per salvare l'uomo, ma per Beppino Mussato non c'è stato nulla davvero da fare. È l'ennesima vittima sulle strade della Marca trevigiana, appunto qui in via Busco, quindi siamo veramente sotto la Pontebana. Per il momento è tutto. Daniela, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Christian Arboit e Nicoletta Rizzetto per questo contributo, e purtroppo lo abbiamo detto anche prima in apertura, davvero troppi gli incidenti stradali. Ieri una moto è stata travolta e l'auto non si è fermata per il soccorso. Il Centauro è stato portato in ospedale, al vaglio ovviamente della Polstrada è intervenuta sul posto. Le immagini delle diverse telecamere di videosorveglianza presenti in zona, e caccia al pirata che ha travolto il Centauro. Caccia al pirata della strada che poco dopo le 8 ha travolto una moto e non si è fermato a prestare soccorso al Centauro, rimasto seriamente ferito. È accaduto a Caerano San Marco, sulla rotonda di via Callarga, a poche decine di metri dalla trattoria da Ciccio. L'auto e la moto procedevano entrambe nella stessa direzione, da Castelfranco verso Montebelluna. Nella curva l'auto ha urtato la motocicletta, una KTM, facendo finire rovinosamente a terra il motociclista, un 55enne di Castelfranco. Dopo l'incidente,
Incidente, come se niente fosse, il conducente della macchina si è allontanato continuando la corsa verso Montebelluna. A soccorrere l'uomo e lanciare l'allarme alcuni passanti che hanno segnalato alla polizia l'auto, una Fiat Punto di colore grigio chiaro. Sul posto è atterrato l'elicottero del 118 che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Treviso, dove è ricoverato. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente a 2 passi dal bar-ristorante da Ciccio, dove titolare e clienti che hanno assistito allo schianto si sono subito messi a disposizione della polizia stradale. Abbiamo sentito l'elicottero arrivare e ho sentito qualche cliente che ha detto una macchina è andata a urtare una moto, insomma, e ho sentito che questa macchina è scappata via, è andata via, non ha prestato soccorso. Il pirata della strada dovrebbe avere le ore contate. In zona ci sono diverse telecamere che potrebbero aver ripreso l'incidente e la fuga della Punto. Ci sono le telecamere, sì, del ristorante, sono attive e sono a disposizione delle forze dell'ordine. E come avete sentito, davvero potrebbe avere le ore contate il pirata della strada, perché insomma in quella zona ci sono davvero molte telecamere che potrebbero aver ripreso l'auto coinvolta nell'incidente e quindi ovviamente risalire all'automobilista. Ci spostiamo a Gemona del Friuli perché c'è stato un altro gravissimo incidente, un violento scontro tra un'auto ed ancora una motocicletta in via Zorutti. Grave un ragazzo di 17 anni. Sono gravi le condizioni di un ragazzo di 17 anni ricoverato all'ospedale di Udine dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale che si è verificato nella serata di domenica 14 luglio a Gemona in via Zorutti. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate un'auto e una motocicletta. Il giovane, in seguito all'impatto tra i due mezzi, piuttosto violento, è stato sbalzato a circa 8 metri di distanza. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine per tutti i rilievi. Il ragazzo, la guida della moto, è stato intubato e trasportato in elicottero all'ospedale di Udine. Il tratto stradale interessato dall'incidente è stato chiuso per il tempo necessario a consentire tutte le operazioni di soccorso. E ci spostiamo a Montebello Vicentino, sempre con la cronaca, perché è stato aggredito con un'arma da taglio ed è finito in rianimazione. Sentiamo. Violenta aggressione stamani a Montebello Vicentino. Secondo i primi riscontri, un giovane di origini straniere sarebbe stato aggredito con un'arma da taglio, verosimilmente un macete, nei pressi della zona industriale. Da quanto si apprende, l'episodio, le cui indagini sono in corso da parte dei carabinieri, sarebbe venuto poco prima delle 7 davanti ad un'azienda. Il giovane avrebbe riportato ferite importanti, ricoverato in rianimazione all'ospedale San Bortolo. Il presunto responsabile dell'aggressione sarebbe stato rintracciato e condotto nella caserma dell'Arma per essere interrogato. Ed ora andiamo subito a Campo San Martino, dove purtroppo c'è stata una gravissima tragedia. Ce ne parla la nostra Chiara Gaiani. Lo sapete, 2 ragazzi in acqua e purtroppo i loro corpi sono stati ritrovati. A te, Chiara. Daniela, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Cristian Rocchi Allende ci troviamo in una delle spiaggette del Brenta, siamo a Campo San Martino. Ringraziamo anche il consigliere regionale Luciano Sandonà che ha seguito tutte le fasi di quella che giustamente hai definito la tragedia. 2 sono le vittime: Stefan Cristoiu di 29 anni che si è lanciato in acqua nel tardo pomeriggio di ieri per tentare di salvare Ramesh Ganejedara di 23 anni, un giovane dello Sri Lanka arrivato in Italia solo 2 mesi fa, che aveva cercato ristoro in una caldissima domenica proprio nelle acque del Brenta. Il corpo di Stefan è stato individuato e recuperato dai vigili del fuoco nella tarda serata di ieri intorno alle 23. Circa mezz'ora fa è stato recuperato anche il corpo di Ramesh. Ricordiamo quanto pericoloso è il punto, anche proprio il punto in cui ci troviamo, perché questa saccatura si chiama
la morta. Pensate, i vigili del fuoco sono scesi a circa 4 metri, una temperatura di 16 gradi. Luciano Sandonà, lei vive qui, ha visto anche la disperazione di tante persone qui ieri. Voi che abitate nel posto sapete bene che questa è una zona pericolosa e qui il bagno non lo si può fare. Non si può fare, non solo, ma ci sono i cartelli di divieto assoluto di balneazione, sono dei cartelli enormi, grandi all'entrata della spiaggetta, però bisogna porsi anche qualche domanda, perché dopo questa tragedia che segue quella dell'anno scorso e qualche altra che è successa qualche altro anno prima, nel 2018 e prima ancora, occorre a mio parere porre un divieto proprio di accesso in questa spiaggia, perché arrivano cittadini magari stranieri che vivono da pochi anni qui nel nostro paese, che non conoscono bene anche la pericolosità, l'irregolarità del Brenta, che qui forma dei mulinelli, delle buche, ha una corrente particolarmente impetuosa, e nel punto dove hanno trovato purtroppo i 2 corpi dei 2 ragazzi di ieri, è il punto più pericoloso, ma l'acqua sembra addirittura quasi placida, eppure la corrente ti trascina giù. E il ragazzo che ha tentato di salvare, Bogdan, che ha tentato di salvare l'altra persona, era un esperto nuotatore, proprio come il ragazzo che è morto l'anno scorso, quindi non è un'acqua fatta per persone anche che sanno nuotare. Assolutamente anche i vigili del fuoco sono stati molto attenti ad avvicinarsi a lì. Sì, infatti sono state delle operazioni molto particolari, anche molto precise, quelle che sono state fatte, ve le racconteremo nelle edizioni di questa sera. Nel frattempo, da pochi minuti sono arrivati i sanitari del SUEM per constatare il decesso di Ramesh. Qui ci sono anche alcuni amici della comunità dello Sri Lanka. Allora, io intanto vi propongo il servizio per raccontare che cosa è accaduto ieri, realizzato dalla collega Valentina Visentin. Il corpo di Bogdan Stefan Cristoiu era a 4 metri di profondità, poco lontano a monte del punto in cui i testimoni lo hanno visto inabissarsi, inghiottito dalle acque vorticose del Brenta. I vigili del fuoco l'hanno ritrovato a tarda notte, verso le 23, dopo ore di ricerche. Il trentenne romeno, residente a Villanova di Campo San Piero, ieri pomeriggio non ha esitato a tuffarsi nelle acque del fiume quando ha visto un giovane in difficoltà che annaspava in acqua. La tragedia nella spiaggetta ai piedi del Ponte della Vittoria che collega Campo San Martino a Piazzola sul Brenta. Ieri affollata di persone che cercavano un po' di tregua dal caldo. L'allarme a metà pomeriggio, un 23enne dello Sri Lanka, Ramesh Ganegedara, era entrato in acqua per cercare un po' di refrigerio, ma in quel punto la corrente è forte. Il giovane è in difficoltà e Bogdan Stefan Cristoiu lo vede, senza esitare prova a salvare lo sconosciuto, un gesto eroico che però gli è costato la vita. In pochi minuti, dopo qualche bracciata a nuoto, anche lui scompare nelle acque gelide del Brenta. 30 anni, campione di braccio di ferro, un fisico massiccio che però non ha retto alla forza della corrente. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati con un gruppo di sommozzatori, e la squadra fluviale da Padova. Si alza in volo anche l'elicottero da Bologna. Arrivano anche il SUEM 118 e i carabinieri, ma le speranze di trovare in vita i 2 ragazzi si infrangono con il passare delle ore, fino a quando per primo non viene visto e recuperato in un punto di risacca Bogdan. Ecco, come avete sentito dal servizio, ieri il recupero di Bogdan circa un'oretta fa, quello di Ramesh più o meno nello stesso punto. Lo ricordiamo, qui ci sono dei cartelli di divieto di balneazione e come consigliere regionale ma anche come residente della zona ci diceva insomma che qui va fatto però un intervento più serio. Lei ricordava le vittime, un giovanissimo tunisino l'anno scorso, 3 ragazzi sono stati salvati da un isolotto, continuano a entrare in acqua. Ma continuano ad entrare perché poi quando si arriva con dei palloni, dei materassini, dei bambini piccoli, eccetera, magari succede, lo sanno, lo vedono, c'è un cartello enorme, magari succede una piccola disattenzione, entra un bambino, si va a recuperare questa persona, per esempio, che è entrata ieri, era qui da qualche mese, quindi sicuramente non sapeva, i connazionali le avranno informato, ma è sempre pericoloso avvicinarsi anche all'acqua. Fatto 1 metro, qui
dentro l'acqua qui già inizia la pericolosità, ma ripeto, è una pericolosità che riguarda tutta l'asta del Brenta, però in particolare questo punto, perché qui vengono attirati dal fatto che si vede la spiaggetta dalla strada, le persone si fermano, aumenta l'afflusso con il passare della stagione, quindi anche questo l'abbiamo notato negli ultimi giorni, qui c'hanno centinaia di persone negli ultimi giorni. Quindi serve proprio vietare l'accesso? Secondo me serve assolutamente il divieto d'accesso. Arrivati a questo punto credo che gli enti preposti si muoveranno in questo senso. Ecco, allora noi abbiamo visto un piccolo pellegrinaggio questa mattina di persone, amici di Stefan Bogdan, i connazionali di Ramesh, qui i connazionali di Ramesh ad attendere appunto che lo ripescassero, gli amici di Stefan Bogdan con un mazzo di fiori anche per salutare il suo grande gesto di altruismo, di eroismo. Ringrazio il collega Cristian Roccaiende per la collaborazione tecnica, ringrazio Luciano Sandanà per essere stato con noi, vi lascio alle interviste che abbiamo raccolto poco fa. Lui era qui con un amico, ovviamente il suo amico quando ha visto che lui è sparito mi ha fatto chiamare e in 10 minuti eravamo qui, abbiamo aspettato fino alla fine. In mano ha una foto dei fiori? Sì, vogliamo metterci così vede la gente. Un campione. Era campione di box? No, era campione di braccio di ferro. Però era un campione su tutti i modi. Stefano sapeva nuotare? Sapeva benissimo nuotare, infatti nel momento in cui il primo ragazzo stava per affogare, sono buttati 2 o 3 ragazzi, ma lui, essendo molto forte, è riuscito ad arrivare primo, forse anche per la sua sfortuna. Adesso viene descritto come un eroe. Per me è un eroe, è stato sempre un ragazzo che non si tirava indietro a aiutare qualsiasi persona, anche se non lo conosceva. Era la persona che dava di tutto per tutti, purtroppo. Era arrivato in Italia da molto Stefano? Stefano si abitava e viveva in Italia da quando aveva 4 anni. Lui viveva a Villanova di Campo San Piero adesso? Sì, aveva la residenza a Villanova di Campo San Piero, era anche felicissimo perché è riuscito a mettersi. Un grande sogno di comprarsi la casa. Si era comprato una casa? Sì, perché ha fatto tanti sforzi e alla fine è riuscito e era così contento. In che settore lavorava? Corriere. Aveva una compagna? No, era da solo. Infatti ieri sera lo aspettavo alla cena, che doveva venire a cenare da noi. Alle 5 un minuto gli ho scritto: cosa fai, non vieni? E lui mi fa: sto ancora un pochino fino alle 7, alle 7 sono da te. E non è arrivato. Sabato sera mi ha chiamato, mi fa: Lilia, guarda, io domani vorrei trascorrere tutta la giornata con voi, perché io non ci sarò più. Infatti io l'ho chiesto: come non ci sarai più? Mi fa: non avrò più libero. E mi dispiace che non sono andato ieri in piscina con lui, che magari se andavo in piscina era vivo. Era come il mio figlio più grande. Prima di continuare con la cronaca vi proponiamo il sondaggio come ogni lunedì, un sondaggio che riguarda l'economia, bilancio regione, tassare le imprese aumentando l'IRAP, se siete d'accordo, quindi lo vedete in verde, rispondete il sì, 0422 1626 691, se invece volete rispondere il no lo vedete in rosso, 0422 1626 690, e potete iniziare a votare anche ora l'esito di questo sondaggio, come di consueto nella nostra trasmissione in prima serata, questa sera Ring dalle 21.
Ed ora torniamo a parlare purtroppo di un'altra tragedia, quella di Alex Marangon, il giovane di 25 anni trovato sul Piave a Ciano del Montello alcuni giorni fa. Il mistero sulla sua morte dopo aver partecipato a una cerimonia, a un rito sciamanico. A parlare è l'avvocato della famiglia del giovane, che si rivolge al legale spagnolo dei due curanderi, quelli che hanno eseguito questa cerimonia ma poi se ne sono andati proprio il giorno della scomparsa di Alex, senza attendere l'esito delle ricerche. Dice l'avvocato Stefano Tigani: i curanderi aiutino la procura a risolvere il caso della morte di Alex, perché dice abbiamo bisogno della verità. I due sciamani colombiani Johnny Benavides e Sebastián Castillo sono in un luogo sicuro, aveva detto il loro avvocato spagnolo Oscar Palet Santandreu. Ma sicuro da cosa esattamente? Chiede con forza il legale della famiglia Marangon, Stefano Tigani. Io poi dico una cosa molto semplice: se anche fosse stato commesso un delitto, invece che fosse accaduto un incidente come sostengono loro, qual è il problema? Basta non esserne responsabili. Io credo che la prima cosa sia aiutare investigatori a sciogliere l'enigma, certamente nascondendosi non mi pare che si vada proprio in quella direzione. I due colombiani si sono allontanati subito dopo la scomparsa di Alex, senza nemmeno attendere l'esito delle ricerche e il ritrovamento del 25enne a Ciano del Montello in un isolotto sul Piave. Ma chi avrebbe dovuto garantire la sicurezza durante questo rito? Chi avrebbe dovuto vigilare? Stiamo parlando in questo momento di un omicidio volontario. Potrebbe trattarsi appunto di un omicidio come morte come conseguenza di altro delitto, potrebbe anche trattarsi di un omicidio colposo, cioè voglio dire il ragazzo morto diciamo per una caduta, ma che io non ci credo a questa cosa, ma se anche fosse, ma qualcuno non ha vigilato, quindi qualche responsabile potrebbe esserci anche a diverso titolo. L'avvocato Tigani chiede ai curanderi di uscire allo scoperto e dire ciò che sanno. Poi aggiunge: dicono di un tonfo e un grido secco, aggiunge. Allora rispondono a questa semplice domanda: se con il tonfo Alex si è rotto il torace e soprattutto la testa, come ha fatto a gridare? E poi, se anziché precipitare sulle pietre lambendo i rami, fosse finito in acqua con la testa rivolta verso il fondo, a maggior ragione come hanno potuto sentirlo gridare? E poi ancora sulle affermazioni dell'avvocato spagnolo. Nell'intervista che il collega ha rilasciato vi fa presente che non vorrebbe che questo caso fosse un precedente per criminalizzare la cultura precolombiana, dove l'ayahuasca è una sostanza tipicamente praticata. Io vorrei dire al collega che l'ayahuasca è una sostanza vietata. Illegale, questo è sicuro, ma bisognerebbe porsi altre domande. Qui bisogna capire anche chi la importa, chi la detiene, chi la spaccia, perché questo è il concetto. Quindi voglio dire, questa è un'indagine che è la punta dell'iceberg. Dopo i sopralluoghi in abbazia le indagini continuano. Adesso certo ci sono gli esami tossicologici da valutare, sicuramente qualche persona in più da sentire, qualcuna la indicheremo sicuramente anche noi. L'avvocato Tigani termina. Noi non abbiamo bisogno di arrivare a una sentenza in corte d'assise per omicidio volontario a tutti i costi. Si arriva a sentenza per omicidio volontario se c'è l'omicidio volontario. Se ci sono altri reati o ci sono altre circostanze che hanno determinato l'evento lettifero, e noi le accetteremo, ripeto, però ci aspettiamo degli elementi solidi. E fra pochi minuti ci ricollegheremo anche con il nostro Christian Arboit da Ormelle, perché come vi avevo anticipato purtroppo troppi gli incidenti stradali mortali sulle strade della Marca. Ieri sera un'altra tragedia avvenuta a Tempo di Ormelle, dove un'auto ha investito due persone che stavano camminando sul ciglio della strada. La vittima è Massimo Feletto, che stava rincasando, si trovava sul ciglio insieme ad una donna 41enne. Lei è stata trasportata in ospedale di Oderzo con ferite, mentre purtroppo per l'uomo non c'è stato, 50 anni, non c'è stato nulla da fare. L'auto, invece di fermarsi per prestare soccorso, è fuggita. Sul posto i carabinieri è ovviamente imponente.
è la ricerca di questa auto pirata, anche in questo caso auto pirata che ha ucciso una persona, ne ha ferito un'altra e poi si è data alla fuga. Ci collegheremo davvero fra poco con il nostro Christian Arboit dal luogo della tragedia. Ed ora invece torniamo a parlare della rapina avvenuta qualche sera fa alla farmacia del centro commerciale Giorgione di Castelfranco. Un uomo è entrato ed ha rapinato l'incasso della giornata. È entrato fingendosi un cliente poco prima dell'orario di chiusura, una mano nascosta da un sacchetto dal quale si intravedeva una sagoma che poteva essere una pistola e minacciando i presenti si è fatto consegnare l'incasso della giornata. Attimi di paura alla farmacia alla Fonte della Salute nel centro commerciale Giorgione di via Valsugana a Castelfranco. Nell'esercizio c'erano 2 farmaciste e l'addetto alla cosmesi. Il dottor Alberto Ferrante, titolare, era già a casa e verso le 19:10 ha ricevuto la chiamata delle colleghe. Mi ha telefonato una mia collaboratrice che avevano subito una rapina. Per fortuna non ci sono state nessuna conseguenza se non della paura e del disagio e malessere, però insomma non c'è stata nessuna conseguenza, a parte diciamo che hanno preso tutto l'incasso, se lo sono fatti consegnare dall'addetto alla cosmetica. L'uomo indossava un cappello ma era a volto scoperto e non si è curato di essere ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della farmacia, che ora potrebbero fornire ai carabinieri che indagano sulla rapina elementi utili all'identificazione dell'uomo, che diceva di essere armato. In realtà diciamo simulava di essere armato, dopo non si sa se dentro quel sacchetto che lui teneva in mano, con dentro la mano ci fosse qualcosa, non ci fosse niente, ci fosse una pistola, così, però alla fine sì, io ho sempre detto loro che devono essere, consegnare, fare tutto, insomma, non mettersi in pericolo, non fare gesti inconsulti. Arraffati i soldi, il bandito è scappato dileguandosi nelle vie adiacenti al centro commerciale. Il bottino, ancora in corso di precisa quantificazione, dovrebbe aggirarsi sui 3.000 euro. Negli ultimi mesi nella Marca sono state messe a segno diverse rapine ai danni di farmacie con le stesse modalità. In aprile, a distanza di una settimana, erano state prese di mira la farmacia Monti di Borgo Treviso a Castelfranco e la farmacia Burlini di Paese. E lasciamo per un attimo la cronaca, andiamo a Breganze, dove è stata inaugurata la cassa di espansione realizzata con i fondi post Vaia. Ce ne parla, lo vedo già pronto sullo schermo, il nostro Mirko Cavallin. Mirko, buongiorno, a te la linea. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti. Sono con il direttore del Consorzio di Bonifica Brenta Enzo Sonza alla mia destra e il sindaco di Colceresa Enrico Costa alla mia sinistra. Siamo al confine tra Breganze e Colceresa, infatti poco fa discutevamo su dove passasse il confine, ma al di là di questo, direttore, l'importanza di questo bacino di laminazione, 40.000 metri cubi di capacità, un'opera importante di 1,5 milioni di euro che salva questi territori. Sì, un'opera importante per il territorio, perché oltre all'opera della cassa di espansione sono anche stati risistemati i canali per un importo di altri 500.000 euro che servono per mettere proprio in sicurezza questo territorio che abbiamo visto essere interessato negli ultimi mesi da eventi piovosi particolarmente intensi, e questa cassa è entrata in funzione ben 5 volte mettendo in sicurezza proprio il territorio a valle. Ecco, con le immagini di Renzo Regon vediamo che c'è un po' d'acqua, perché qui sotto c'è una falda acquifera anche piuttosto vicina, mentre più avanti corre la superstrada pedemontana veneta con la complanare la Gasparona. Sindaco Enrico Costa, dunque è un territorio che finalmente può respirare. Sì, può respirare per questa parte, perché questa operazione coinvolge direttamente il territorio dove ricade il percorso del torrente Riale, che è quello che vediamo nei due rami qui vicino a me. Serve che insieme al Consorzio di Bonifica ovviamente riusciamo a fare anche degli altri interventi che possono mettere in sicurezza anche il resto del paese. Noi abbiamo un territorio bellissimo, lo vedete qui alle mie spalle, tutte le parti del collinare, che ha il problema dei movimenti franosi. Tutta la parte invece di campagna ha un terreno molto è praticamente impermeabile, quindi dobbiamo prestare molta attenzione nella manutenzione e soprattutto in tutte quelle opere che possono mitigare il rischio di alluvioni o comunque il rischio idrogeologico.
Ancora con il direttore Sonza, questa non è l'unica opera che voi avete messo in piedi, diciamo, da Padova fino alla zona pedemontana. No, sono stati tanti gli interventi che abbiamo eseguito, soprattutto col finanziamento VAIA. Come ho detto prima, ci sono stati 18 comuni interessati in tutti gli interventi per 9.146.000 euro solo per l'evento VAIA. Poi tutto il resto che abbiamo fatto sul territorio, dalle casse di espansione a Romano Eselino, a quella di Mussolente, ai canali scomatore a Piazzola sul Brenta, le sistemazioni che stanno facendo anche adesso giù a Longare sul Fratta, 600.000 euro finanziati dalla Regione più 300.000 finanziati dalla provincia. Sono tutti piccoli interventi, piccoli fino a un certo momento, modo si può dire, che vanno a mettere in sicurezza il territorio e che vanno anche a sopperire tutte quelle mancanze che ci sono state fatte nel passato per quanto riguarda la progettazione, perché si è sempre pensato a costruire ma mai a creare delle vie all'acqua. L'acqua naturalmente se trova le porte sbarrate, la via se la trova, la cerca e la fa danni e qualche volta fa anche purtroppo le vittime. Noi dobbiamo cercare in questi anni di pensare e risolvere le problematiche sapendo che il territorio è cambiato, è diverso da come era alcuni decenni fa, ma è diverso soprattutto anche al cambiamento climatico perché si presta a degli eventi piovosi estremamente intensi e poi dei periodi di siccità altrettanto persistenti e lunghi nel tempo. Ecco, il tema è proprio quello, acqua ne cade tanta, andrebbe anche conservata in qualche modo per i periodi come 2 anni fa che sono stati siccitosi. Ecco, è proprio quello il punto, mentre si è fatto molto sotto l'aspetto idrogeologico per la difesa idraulica, si è fatto poco negli ultimi anni proprio per tesoreggiare l'acqua, metterla via quando c'è in eccesso. Abbiamo bisogno di fare dei bacini importanti perché il consorzio è sì di bonifica ma è anche un consorzio di irrigazione da irrigazione a 30.000 ettari, a 20.000 aziende agricole che hanno bisogno per la propria sopravvivenza perché c'è in atto delle colture particolarmente pregiate, quindi ha bisogno anche di un sistema irriguo che le sostenga e quindi c'è bisogno di fare nuovi invasi proprio per difendersi da un lato nel momento estremo di piovosità, dall'altra parte a quando acqua non ce n'è, quindi bisogna ricorrere anche a delle scotte che se ci sono fatte. Bene, un tema sul quale torneremo. Io ringrazio i nostri ospiti. Con Renzo Rigon vi restituiamo la linea. Grazie davvero a Mirko Cavallin. Noi ci spostiamo a Mestre per parlare ancora di cronaca e parliamo della Mala del Tronchetto perché oggi attesa la sentenza e vedo già pronto sullo schermo Filippo Fois per noi. Buongiorno Filippo, a te la linea. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Vi do subito la notizia, l'aggiornamento per quello che riguarda l'arrivo della sentenza che con tutta probabilità non arriverà neanche questa sera, potrebbe essere domani a questo punto. È un processo naturalmente molto complesso, sono 52 gli imputati a giudizio per i quali sono stati chiesti complessivamente 500 anni di carcere. Che cos'è la Mala del Tronchetto? È un'associazione criminale che tendeva ad imporsi con il monopolio dell'attività turistica nell'isola del Tronchetto, un'attività criminale che poi era accompagnata anche con estorsioni, rapina, droga e armi, appunto secondo l'impianto accusatorio. È una sentenza complicata anche perché si gioca sul riconoscimento o meno dell'associazione di stampo mafioso, che naturalmente sarebbe un aggravante. In che modo potrebbe essere riconosciuta l'associazione di stampo mafioso? Con la presenza di 3 elementi che sono l'intimidazione, l'omertà e l'assoggettamento. Secondo la difesa non ci sono state sufficienti prove da questo punto di vista, approfondimenti che possano provare che si tratta di associazione mafiosa. Secondo l'accusa invece ovviamente sì. Chi c'è a processo? Innanzitutto 2 dei 52 imputati di spicco sono Gilberto Boato e Paolo Pattarello, sono entrambi tra gli 80 e i 75 anni, 2 vecchi affiliati della cosiddetta Mala del Brenta di Felice Maniero nel gruppo dei Mestrini, i
quali sono ritenuti a capo dell'associazione. Per loro sono stati chiesti 27 anni di carcere. Il terzo imputato di vertice di questo processo invece si chiama Loris Trabuio ed è importante parlare di lui perché Loris Trabuio assieme a un'altra dozzina di imputati aveva chiesto il rito abbreviato, quello che consente lo sconto di un terzo della pena. Ebbene, qui si è andati a sentenza con la Corte d'Appello di Venezia in data 11 giugno. La Corte d'Appello di Venezia ha riconosciuto l'associazione di stampo mafioso. Loris Trabuio, che in primo grado era stato condannato a 12 anni, è stato condannato a 20 anni di reclusione, quindi è stata quasi raddoppiata la pena. Come detto, qui le cose andranno sicuramente per le lunghe. Io credo che di questa sentenza noi con molta probabilità parleremo sicuramente domani. Per ora direi che da Mestre è tutto, ti restituisco la linea. Grazie davvero Filippo Fois. Noi rimaniamo nel veneziano perché ieri ci sono stati davvero attimi di paura alla Sagra di Malamocco. Poco prima di mezzanotte, al culmine dello spettacolo pirotecnico, almeno 3 fuochi d'artificio sono caduti tra la folla. Una volta caduti al suolo sono esplosi, provocando il panico tra i presenti. Un bimbo in ospedale con ferite da bruciatura. Vediamo in queste immagini il momento dell'incidente. Ed ora ci colleghiamo subito telefonicamente con il nostro Lorenzo Maier per fare il punto di questo incidente, per sapere anche come stanno le persone ferite. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Daniela e ai nostri telespettatori. Un incidente che ovviamente ha creato grande scalpore e grande amarezza, primis tra gli organizzatori della festa. I feriti sono 2, quelli accertati, un bambino di circa 10 anni che è ricoverato in pediatria all'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia con bruciature alle gambe, non è in pericolo di vita, le sue condizioni sono stabili, ma potrebbe essere necessario anche un consulto dei sanitari nelle prossime ore con il centro grandi ustionati di Padova. Comunque la situazione è sotto controllo. Il secondo ferito invece è un uomo che pare che nella calca, nel fuggi generale che si è verificato quando si è cominciato a percepire il pericolo e tutti si sono ovviamente allontanati di corsa da rilievo, è stato travolto e riportato la frattura ad un arto. Abbiamo sentito anche la ditta incaricata a curare questo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio, che è una ditta specializzata. Adesso sono in corso ovviamente le indagini anche da parte dei carabinieri. Il titolare della ditta ci ha detto che tutte le autorizzazioni erano state richieste, che erano state rispettate le distanze di sicurezza. Fatto sta che qualcosa comunque è andato storto, si sta ipotizzando che possa esserci stato anche un guasto nell'artificio che ha creato grandi problemi, un enorme spavento nelle persone, alcune migliaia di persone che erano lì e dopo una serata tranquilla in allegria si stavano godendo questi ultimi momenti di festa, e anche un bilancio che se non ci fosse stato il pronto intervento da parte delle forze dell'ordine, dei sanitari che sono stati mobilitati e che sono arrivati in 12 minuti in ambulanza, in circa 40 l'idroambulanza, che però ha evitato anche un passaggio a Venezia e ha portato direttamente i feriti all'ospedale civile. Se non ci fosse stato un apparato di sicurezza che comunque ha funzionato, il bilancio avrebbe potuto essere anche molto più grave, molto più pesante, e per fortuna, se possiamo usare questo termine, uno degli artifici è stato sparato, è andato contro il pontile in legno che è stato realizzato negli ultimi anni, che così ha fatto anche un po' diciamo così da barriera, da schermo, e ha fatto in modo che i 2 o 3 fuochi d'artificio che sono
possiamo dire piovuti in mezzo alla gente, abbiano comunque avuto una barriera che ha tutito l'impatto. Ovviamente andando a terra sono esplosi e quindi questo ha comportato il trambusto e le ferite per questo bambino, che peraltro è un bambino che era in villeggiatura qui in vacanza, non è quindi del luogo, e tutto quello che poi ne è conseguito anche da parte degli organizzatori della festa che ricordiamo hanno detto di essere parte lesa da questo problema. Comunque la ditta incaricata, che è Corei, che poi si deve far carico di rispettare le distanze di sicurezza, di ricevere tutte le autorizzazioni eccetera, ha aperto la denuncia di sinistro con l'assicurazione. Adesso poi i rilievi del caso ricostruiranno l'esatta dinamica della situazione, ma questi sono gli effetti che purtroppo sono sotto gli occhi di tutti e sono successi ieri sera a Lido, a Maramocco, intorno alle 23:40 circa. Ecco Lorenzo, tu appunto ci stavi dicendo, per fortuna insomma una macchina sanitaria che si è attivata immediatamente e i feriti sono stati immediatamente soccorsi, ed ora insomma le indagini proprio degli investigatori anche per capire che cosa è accaduto, perché insomma rispettata la distanza evidentemente, come hai detto tu, qualcosa è andato storto. Certamente, anche perché ieri non c'erano situazioni di vento o meteo particolari che hanno potuto influire, anche perché se ci fossero state condizioni meteo poco favorevoli lo spettacolo sarebbe stato sicuramente annullato. Invece le condizioni erano condizioni di assoluta normalità, siccome questi fuochi vengono sparati da una chiatta che si trova al largo, si trovava almeno per il regolamento questo a 250 metri dalla riva, poi vengono azionati invece da terra attraverso un computer. L'ipotesi più probabile, o comunque una delle ipotesi più consistenti, è quella che ci sia stato un guasto nell'artificio e quindi nel fuoco, insomma nel razzo, altrimenti non si spiegherebbe come mai il razzo, anziché andare verso l'alto, il cielo, invece purtroppo sia caduto in mezzo alla folla tra la gente. Ecco. Ti ringrazio davvero, grazie per aver insomma spiegato quello che è accaduto, quegli attimi di paura di turisti, di residenti che stavano seguendo i fuochi d'artificio, e come avete visto alcuni sono ricaduti tra la folla, provocando fra l'altro 2 feriti, uno è anche un bambino, quindi indagini anche da parte dei carabinieri per capire e ricostruire quello che è avvenuto ieri, come ci ha detto il nostro Lorenzo Maier, intorno alle 21. Noi ci fermiamo ora, qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati nuovamente in studio e andiamo subito a Vicenza, perché la polizia locale ha fermato un veicolo con targa contraffatta. Era stata tagliata in 3 pezzi per consentire lo scambio di lettere e di numeri. Gli agenti del comando di polizia locale hanno fermato nei giorni scorsi un autocarro con targa contraffatta. L'operazione è scattata a seguito di diverse segnalazioni arrivate dai cittadini, pubblicate anche nei social. Le indagini, durate alcune settimane, si sono svolte controllando transiti immortalati dal targa system e con appostamenti. Il veicolo è stato individuato nella zona di Viale San Lazzaro mentre era in sosta. Nel corso di un appostamento sono stati visti alcuni individui armeggiare proprio vicino alle targhe. È scattato quindi l'intervento della pattuglia. Il veicolo aveva la targa montata in modo corretto, ma risultava tagliata in 3 pezzi, così da consentirne lo scambio di lettere e numeri. Il veicolo è stato posto sotto fermo amministrativo per 3 mesi e il proprietario sanzionato. Tutti uniti per potenziare l'organico della Polizia di Stato alla Questura di Vicenza, a dirlo i sindacati di categoria che hanno coinvolto bipartisan i parlamentari vicentini per sollecitare il governo.
Elevare il livello di sicurezza della città promuovendo la questura di Vicenza a livello di prima fascia, al pari degli altri centri urbani che si snodano lungo l'autostrada Torino-Venezia. È l'obiettivo che si sono posti i sindacati di polizia SIULP e SAP, che hanno coinvolto tutti i parlamentari vicentini in un incontro fisico e virtuale alla caserma Sasso. Le carenze di organico della Polizia di Stato, che non ha garantito il rimpiazzo dei pensionamenti annunciati, mette a rischio il controllo effettivo sul territorio iberico. La Polizia Stradale ha perso oltre il 50% di uomini a disposizione. Il commissariato di Bassano è passato da 55 a 36 poliziotti operativi, facendo venire meno i pattugliamenti notturni. A rischio chiusura la Polizia Postale e quasi il dimezzamento di quella ferroviaria. L'impegno comune assunto trasversalmente dai parlamentari vicentini è stato quello di sollecitare il governo per l'invio a breve di una task force di circa 30-40 agenti effettivi per la TAV. Il problema del riconoscimento adeguato della questura iberica è un problema annoso che si trascina da diversi governi e che va risolto. Il grido di dolore delle forze di polizia, dei sindacati, con la presenza di tutti i parlamentari, di tutte le forze politiche, non può restare inascoltato. Abbiamo bisogno di una presenza forte sul territorio. Lo Stato non può voltarsi dall'altra parte di fronte a una città, una provincia che trasversalmente a tutti i colori politici chiede di avere una presenza dignitosa di forze dell'ordine. E continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo a Montebelluna perché lo vedo già collegato con noi il sindaco Adalberto Bordin. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti, buongiorno Daniela. Dunque sindaco, parliamo di furti perché insomma il quartiere preso di mira negli ultimi giorni è stato quello di San Gaetano. Abbiamo sentito i cittadini esasperati dalla situazione, parecchi colpi e l'idea e poi ne parliamo dopo delle ronde, è quello proprio di organizzare delle ronde. Non so se vogliamo sentire sindaco il servizio, sentiamo anche i cittadini e poi magari lo commentiamo e parliamo anche di questo. Perfetto. E questa notte sono entrati qua, in questa casa qui, e con questa cassetta qui l'hanno incastrata sotto la serranda e poi mi hanno forzato la finestra. Hanno fatto tutte le camere, anche da letto, sono stati a 2 centimetri praticamente da me, mia figlia e mia moglie. Niente, ho già detto anche ai carabinieri, se non fanno qualcosa loro cominciamo a arrangiarci noi qua. E questo lo dico seriamente perché io la mia famiglia la difendo a qualsiasi costo. San Gaetano di Montebelluna, via Picciol, l'esasperazione dei residenti si è trasformata in rabbia. Da mesi il quartiere è bersaglio dei ladri. La scorsa notte sono entrati in questa villetta mentre la famiglia dormiva ed hanno rovistato ovunque. Se ne sono andati dopo aver rubato 240 euro e qualche monile d'oro. Ci hanno buttato qualcosa secondo me perché stamattina siamo tutti un po' intontiti, ci siamo svegliati tutti, insomma... Qualcosa hanno fatto per entrare e non abbiamo sentito nulla. Dopo la razzia nella prima villetta, i ladri hanno scavalcato la rete. Con le stesse modalità sono entrati nella casa dei vicini. Sono entrati da dove dorme mia nonna, una donna invalida. Hanno fatto questi 2 buchi dalla finestra, sono entrati. Dopo, vedendola sicuramente che lì non c'era nulla da prendere, si sono avvicinati verso il soggiorno. Ahimè per loro lì c'erano i nostri 2 cagnolini che hanno dato l'allarme subito. Mia mamma era sul divano e ha visto questa torcia, questa luce. Mia mamma subito si è alzata, però purtroppo loro non c'erano già più. Scappati dalla finestra da dove erano entrati, passando accanto al letto della nonna 91enne gravemente malata ed assistita a casa dai familiari. Fortunatamente l'anziana, che prende dei farmaci per dormire, non si è accorta di nulla. Non so cosa sarebbe successo, lei essendo già una persona già di suo paurosa, con questa patologia, che cosa poteva succedere? Se lei magari avrebbe urlato, cosa le avrebbero fatto? I residenti non ne possono più. Solo il 20 giugno scorso erano stati messi a segno in zona diversi furti con tanto di ladri immortalati dalle telecamere mentre entravano in una casa. Questa è la casa di mia cugina qua di fronte. Con lei che guardava la TV sono entrati. Con lei che guardava la TV e con un cane che è un alano.
Questi non hanno paura di niente e non siamo tutelati. Si appellano al sindaco affinché potenzi almeno l'illuminazione, i residenti che nel frattempo si stanno organizzando con delle ronde. Abbiamo creato anche dei gruppi di vicinato, sorveglianza, ognuno dice la sua, ognuno segnala qualsiasi cosa, ma dobbiamo farlo noi. Cioè, facciamo le ronde perché c'è un bel gruppo di persone che comunque si aiutano, però qui non ne possiamo più. Va a finire che siamo stanchi e ci scappa il morto qua, perché se non sono io, ci sono cacciatori qua in zona, devono stare attenti adesso a venire qua, perché basta, c'è un limite a tutto. Sindaco, ha sentito insomma l'esasperazione delle vittime di questi furti, sappiamo insomma reato davvero brutto, perché vengono in casa fra l'altro con le persone che sono all'interno, quindi c'è anche paura, come ha sentito. Sì, allora io parto dal presupposto, come hai detto te, che il furto è uno dei reati più odiosi, perché va a toccare l'intimità di una casa, di una famiglia, a maggior ragione se siamo in presenza di persone anziane, invalide, ma anche se queste non ci fossero sarebbe comunque un reato odioso. Il ragazzo che ha parlato ha ragione, questi si sentono legittimati a fare di tutto, perché evidentemente non ci sono dei deterrenti. I deterrenti, secondo il mio punto di vista, sono maggiori forze dell'ordine sul territorio e pene più severe, perché mi sono anche stancato di sentirmi, cioè la frustrazione del residente, credetemi, e penso di parlare per più di qualche sindaco, dobbiamo moltiplicarla per n, diventa la frustrazione del sindaco che si sente completamente impotente, perché non possiamo pensare che il sindaco possa chiamare l'esercito, ovviamente non è nelle sue prerogative, quindi bisognerebbe partire da un potenziamento delle forze di ordine, alle quali va il mio più sincero ringraziamento, e da pene sicuramente più severe che possono servire da deterrente. Aggiungo comunque che dopo la riforma Cartabia è diventato necessario denunciare questi furti, perché ad oggi alle autorità competenti risultano una denuncia di furto e una denuncia di tentato furto. Quindi un'altra cosa che voglio dire e ripetere per l'ennesima volta è che al di là di questi episodi che riguardano la frazione di San Gaetano, molto spesso, non mi sto riferendo quindi a questi episodi, molto spesso capita che le persone denunciano i reati su Facebook. A me non sembra una cosa normale. Ci sono delle autorità competenti che indagano a fronte di un atto formale che è la denuncia. La persona va dai carabinieri, denuncia il furto, i carabinieri si attivano. Se andiamo, ripeto per l'ennesima volta, non mi sto riferendo ai due ragazzi che avete appena intervistato e che avete inviato, di cui avete inviato il servizio, parlo in generale, perché spesso succede questo, che i carabinieri vengono a sapere dei reati da Facebook. Un'altra cosa, se posso continuare, è che esistono dei gruppi di controllo del vicinato che funzionano benissimo. Non lo dico io, lo dicono i responsabili dei gruppi di controllo del vicinato, che hanno una duplice funzione. La prima funzione è quella di tenere sott'occhio un determinato quartiere, la seconda, che secondo me forse è importante tanto quanto la prima, aiuta anche a creare un senso di comunità. Siamo troppo spesso occupati a litigare col vicino di casa. Questo è un metodo anche per creare un senso di comunità e di sorvegliare l'un l'altro, ovvero l'un l'altra proprietà. Altra cosa che vi dico, per favore, quando andate in ferie non mettete foto delle vostre ferie, perché i primi che vanno a controllare i vostri social sono i malintenzionati. Se voi pubblicate foto in internet, su Facebook, sui social delle vostre ferie, automaticamente i malintenzionati sanno perfettamente che voi non siete a casa in quel momento. Un'altra cosa, scusa Daniela, vado avanti col decalogo perché è una cosa importante e il furto, ripeto, è un reato particolarmente odioso. Come tutti i reati sono odiosi, questo dà veramente fastidio e il senso di impotenza, credetemi, è tanto, non solo per chi subisce il furto, anche per chi poi è responsabile della sicurezza di una città, ovvero il sindaco. Un'altra cosa che vi dico, Montebelluna fa
durante l'autunno un incontro con tutte le forze dell'ordine, il comandante della compagnia di carabinieri, il comandante della caserma di carabinieri, il luogotenente della Guardia di Finanza di Montebelluna, il comandante della polizia locale e i responsabili di gruppi di controllo e vicinato aperta al pubblico, solitamente in biblioteca. In queste occasioni vi spiegano e ci spiegano, perché il sindaco prima di fare il sindaco fa il cittadino, cosa fare, cosa non fare, come tutelarsi, come magari porre in essere dei comportamenti per fare in modo di prevenire, non solo per quanto riguarda i furti, perché tutti parliamo di furti, ma pochi parlano delle truffe online, che invece sono all'ordine del giorno. Quindi ci passiamo una sera assieme, in cui la serata serve per sensibilizzare chiunque. L'ultima volta l'abbiamo fatta a dicembre e c'era il pienone. Un'altra cosa che sottolineo è che questa amministrazione ha dato il via in maniera più spiccata al fatto che soprattutto nei complessi condominiali vengono installate delle telecamere da parte dei condomini, che poi vengono collegate direttamente con le centrali operative della polizia locale e dei carabinieri. Sono venuti dei residenti di San Gaetano a parlarmi, ok, perché la mia porta è sempre aperta a chiunque, soprattutto per chi subisce reati e furti, e stiamo vedendo se è possibile che, considerato che Montebelluna ha circa 200 km di strade, quindi non è pensabile entro domani mattina videosorvegliarle tutte quante, riuscire a fare in modo che i privati possano sostenere i costi delle telecamere per poi collegarle alle centrali operative dei carabinieri e della polizia locale. Anche in questo caso potrebbe paventarsi uno scoglio. Le telecamere devono essere connesse a un collegamento internet sicuro, che non sia un collegamento internet come potremmo dire promiscuo. Questo è uno scoglio da tentare di risolvere, perché non tutte le zone sono collegate con una linea ad hoc e tirare la linea costa decine di migliaia di euro. Per quanto riguarda l'illuminazione, premesso che io non sono convinto che la mancanza di illuminazione sia direttamente proporzionale all'entità dei furti, stiamo, a prescindere prima ancora dell'illuminazione pubblica, magari spenta di sera per delle prospettive di risparmio, l'illuminazione pubblica è tale per garantire la sicurezza stradale, questo non c'è dubbio. Stiamo verificando se, anche grazie all'efficientamento energetico che ormai ha coinvolto circa metà di Montebelluna, con la sostituzione di lampade a vapore e lampade a LED, le quali danno un risparmio del 35-38% a punto luce, se è possibile illuminare completamente tutta la città, ovviamente nelle zone serali, mentre per l'installazione di nuovi impianti illuminanti dico una cosa che non è immediatamente sicura, perché non è immediatamente comprensibile dal cittadino, non sicuro, scusatemi, che non possiamo installare un punto luce ogni tot, serve tirare una linea. Ecco, tirare una linea di lampioni nelle zone in cui al momento non ci sono costa decine se non centinaia di migliaia di euro. Scusi, quindi è un progetto futuro questo di poter illuminare, come chiedevano i cittadini, quella zona che probabilmente è meno... Certamente, però mi rendo conto, attenzione, non vorrei che passasse il messaggio, io veramente quando dico che il senso di impotenza che prova il sindaco, non mi sto riferendo ad Alberto Bordin, ma penso di parlare per tutti i sindaci e non solo per quelli italiani, ok? È veramente spiccato, perché io parto dal presupposto che una persona io non vado a casa degli altri se non sono invitato. Quindi se io invece voglio andare a casa degli altri e violare una proprietà, devo aver paura delle conseguenze. Se non ho paura delle conseguenze e non ho nulla da perdere, magari uno è... Certo, però sindaco volevo chiedere, allora diciamo che in un futuro c'è questa possibilità di illuminare quella zona, perché è una delle cose che chiedevano maggiormente i cittadini. Io parlavo ovviamente del quartiere San Gaetano, che è quello che è stato preso di mira. Allora, in un mondo ideale
nella città ideale che vorrei io, dovrebbero esserci un'illuminazione che comprenda tutti i confini territoriali, ma anche una videosorveglianza, perché quella sì, secondo me, può creare, come potremmo dire, un po' di disagio in alcuni criminali, alcuni ladri, ok? E bisogna anche però dire le cose come sono. È inutile che io venga qui davanti a voi a raccontare bugie, anche perché non sono proprio il tipo. Quindi è una prospettiva, ma una prospettiva di medio-lungo termine. Non dimentichiamo che Montebelluna sta portando avanti i cantieri del PNRR per 17 milioni di euro e ha la responsabilità davanti alle nuove generazioni, visto che sono in gran parte scuole, mense e palestre scolastiche, di continuare a portare avanti i cantieri tenendo conto dell'aumento dei costi delle materie prime. Ecco, Sindaco, le volevo anche chiedere un'altra cosa. Il cittadino che ovviamente insomma si era visto piuttosto scosso, anche arrabbiato, perché quando ti entrano poi in casa, mettendo anche a rischio la propria famiglia, ovviamente si può capire la frustrazione, e diceva, e non solo lui, ma diceva anche l'altra cittadina, noi abbiamo pensato di fare delle ronde tra noi e girare, e quindi insomma ritorna un po' questa tematica delle ronde. Secondo lei questa cosa può servire? Comunque potrebbe essere pericolosa se poi ci si trova poi di fronte a queste persone che non hanno assolutamente nessuno scrupolo. Ripeto, abbiamo la fortuna di avere in tutta Montebelluna dei gruppi capillari di controllo del vicinato. Questi gruppi sono protagonisti insieme alle forze dell'ordine nelle serate che dedichiamo appositamente ai cittadini. Quindi, a mio modesto avviso, contattate per favore i responsabili. Io ho appena fatto una telefonata al presidente del comitato civico di San Gaetano, Enrico Mantovani, che ho incontrato l'ultima volta sabato sera, eravamo in un altro contesto, ma questo non escludeva il fatto che potevamo fare due parole anche su quanto accaduto, visto che comunque, come hai detto te, non c'è dubbio, la frustrazione da parte del cittadino che si trova con una nonna disabile, anziana, e comunque un padre di famiglia che deve tutelare i propri figli e la propria moglie, la frustrazione è tanta. Chiedete informazioni per quanto riguarda il controllo del vicinato. Se avete dei problemi, la mia porta è sempre aperta, venite qui. Io di indole non sono portato ad indorare alcun tipo di pillola né a raccontare frottole alle persone, soprattutto nel momento in cui subiscono dei reati così odiosi. Dico solo, attenzione. Rapporto di vicinato sì, le ronde insomma... ma le ronde a cosa servono? Controllare la zona? Sì, vabbè, il controllo del vicinato, diciamo così, è una ronda di carattere virtuale. Va bene. Quindi lei dice, insomma, diciamo è meglio essere più sicuri e insomma, attivare tutte le procedure che sono state organizzate e già promosse, ecco. Certamente, ma anche perché non è che la bontà dei gruppi del controllo del vicinato è definita dal sindaco di Montebelluna, non è che lo decide il sindaco se funzionano o no, perché se non funzionassero non ne parlerei nemmeno, non mi converrebbe nemmeno parlarne. Invece l'utilità dei gruppi di controllo del vicinato è sottolineata dai facenti parte a questi gruppi, dal coordinatore generale, dalle forze dell'ordine, le quali, dopo un doveroso ringraziamento, esortano i cittadini, parlo sempre in generale, ricordatevelo, ad andare a denunciare. I carabinieri vi aspettano. Se avete subito un reato, andate a denunciare. Dopo volete scriverlo su Facebook, va bene, scrivetelo pure. Prima però andate a denunciare le autorità competenti, vi prego. Sindaco, io la ringrazio, grazie davvero. Grazie a te. Grazie, buon lavoro Sindaco. E un abbraccio a chi ha subito questi furti. Punto. Grazie davvero, grazie Sindaco.
Prima di andare in pubblicità vorrei riproporvi il sondaggio di oggi, che è un sondaggio sul tema economico che riguarda il bilancio della regione, tassare le imprese aumentando l'IRAP. Se volete rispondere sì lo vedete in verde, 0422162691, se invece volete rispondere no in rosso, 0422162690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione di questa sera in prima serata Ring. Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, continuiamo con la cronaca da Padova, intervento dei Vigili del Fuoco ieri sera in zona industriale, è stato salvato un bimbo rimasto ferito in un incidente stradale. Lo schianto contro un albero all'incrocio tra via Germania e via Regione Veneto a Padova, quel che resta della parte anteriore di un SUV è solo un ammasso di lamiere. Poteva avere conseguenze peggiori l'incidente stradale avvenuto ieri notte in zona industriale. Nello schianto il bimbo che era a bordo insieme ai genitori è rimasto ferito. L'intervento dei Vigili del Fuoco di Padova per liberare tutta la famiglia dalle lamiere della vettura. A bordo del SUV finito contro l'albero infatti c'erano 5 persone. Il bimbo è rimasto ferito. La squadra ha messo in sicurezza il mezzo, il piccolo dopo essere stato stabilizzato dal SUEM è stato trasferito in ospedale. Assistiti sul posto dai sanitari le altre 4 persone, la polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. Aveva appena messo a segno la truffa del finto incidente ai danni di un'anziana di Este, sottraendo quasi 9.000 euro. Il 25enne napoletano arrestato dai carabinieri, è il quarto arresto da inizio anno, le truffe sono state 41. Suo figlio è rimasto coinvolto in un grave incidente. Sono un avvocato, mando un mio collaboratore, gli consegni tutti i soldi che ha a casa. È una telefonata facsimile a quella ricevuta sul telefono fisso da una donna di 61 anni di Este che, ignara e temendo per le sorti del suo ragazzo, non ha esitato a consegnare a un giovane napoletano 8.900 euro tra contanti e preziosi. Una truffa che i carabinieri conoscono bene e purtroppo conoscono bene anche i malviventi, bande con diversi basisti che mappano il territorio prima di iniziare a consumarle. Non era la prima accaduta a Este. Pochi giorni prima della donna di 61 anni, la vittima era stata un 88enne. Per questo i carabinieri, quelli veri, erano sulle tracce dell'auto del truffatore, una Renault Capture, e si sono messi a inseguirlo appena uscito dalla casa della nuova vittima. Il giovane è stato intercettato a Monselice e pedinato fino alla vicina provincia di Venezia, dove è stato fermato e arrestato in flagranza. Accompagnato in carcere a Rovigo, il 25enne è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Tutto il denaro e i gioielli sottratti alla 51enne sono stati recuperati e restituiti. È il quarto arresto dei carabinieri di Padova ad inizio 2024. Ai noi 41 le truffe consumate ai danni di persone anziane o fragili in questi mesi. E proprio di truffe continuiamo a parlare, perché l'Arma dei Carabinieri ha avviato una campagna di sensibilizzazione rivolta soprattutto agli anziani. Ha arruolato come testimonial il nonno d'Italia, l'attore Lino Banfi. Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Truffe agli anziani, l'Arma dei Carabinieri arruola il nonno d'Italia, Lino Banfi, per la campagna di sensibilizzazione volta alla prevenzione di questo reato in forte aumento negli ultimi anni. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un incremento notevole di queste truffe. Dal 2019 al 2023 si stima un aumento del circa il 20%. Dal finto appartenente alle forze dell'ordine al falso tecnico del gas o dell'acqua, al sedicente avvocato che interviene chiedendo soldi dicendo che il figlio del malcapitato è rimasto coinvolto in un incidente. Sono moltissimi gli espedienti messi in atto da questi malfattori per mettere a segno la truffa, un reato particolarmente odioso perché rivolto alle persone più fragili o indifese e che può avere gravi conseguenze, oltre che patrimoniali, anche psicologiche sulle vittime. Di qui il rinnovato impegno dei carabinieri nella prevenzione. Accanto all'attività di contrasto che viene posta in essere quotidianamente dalle nostre stazioni, cerchiamo di accompagnare un'azione preventiva, un'azione dove poter veramente dare dei consigli, raggiungere
il maggior numero di persone, di anziani, per poter dare appunto dei suggerimenti per contrastare questo fenomeno davvero odioso. Il messaggio della campagna antitruffe verrà diffuso dall'Arma il più possibile nella marca, anche attraverso la collaborazione con enti ed associazioni che accanto ai carabinieri sensibilizzeranno gli anziani a prestare attenzione. Se qualcuno di persona al telefono chiede informazioni personali, chiede soldi, vuole entrare in casa, non abbiate dubbi, chiamate l'112. Noi possiamo aiutarvi. Oh, aprite bene gli occhi, Attenzione sempre alta, perché purtroppo il fenomeno delle truffe è un fenomeno in aumento e trovano davvero 1000 escamotage per riuscire a truffare persone, e soprattutto quella che avete sentito poco fa dell'incidente è una delle truffe che in questo momento sta andando per la maggiore. Quindi in qualsiasi caso l'appello dei carabinieri è sempre lo stesso, è quello di contattare il 112, mai fidarsi, chiedere se effettivamente chi vi ha chiamato è la persona che ha detto quando vi ha telefonato, quindi insomma contattate il 112. Ed andiamo avanti. 4 giovani attivisti di ultima generazione, protagonisti del blitz di sabato mattina in Prato della Valle a Padova, sono stati denunciati dalla Digos per manifestazione non preavvisata. L'azione verso le 11 di sabato mattina, con 2 ragazzi e un ragazzo che hanno cosparso di vernice arancione l'asfalto tra Prato della Valle e il Foro Boario, poi hanno bloccato il traffico e si sono spogliati lanciandosi addosso vernice nera. Per questi 3 è scattata la denuncia anche per imbrattamento. La vernice, a loro dire lavabile, infatti è rimasta sull'asfalto nonostante l'intervento di polizia fatto dai tecnici del comune, che hanno impiegato numerosi litri di acqua per ripulire. Ed ora invece andiamo a Treviso per l'operazione che si chiama Operazione Alto Impatto. L'obiettivo è garantire la sicurezza nei quartieri di Treviso ed anche in città. Dopo la segnalazione dei cittadini, la polizia locale ha bloccato una baby gang, ragazzini fermati mentre stavano compiendo atti vandalici. Sono stati i cittadini a chiamare la centrale operativa della polizia locale di Treviso. Una baby gang composta da una decina di ragazzini continuava a creare problemi e disagi. Il blitz è scattato dopo aver raccolto le segnalazioni dei residenti e aver verificato quanto stava accadendo nei giardinetti di Via Francia e nel parco urbano di San Paolo. I giovanissimi sono stati fermati proprio mentre stavano danneggiando alcune attrezzature. I piccoli vandali rischiano la denuncia e sono a rischio di una sanzione amministrativa. Fondamentale sono state le informazioni dei cittadini agli agenti. Questa è una grande sinergia tra comando e residenti, per cui il comando dà seguito a tutte quelle segnalazioni che pervengono e per dare riscontro anche a quelle che sono le criticità segnalate dagli stessi residenti, che invitiamo a segnalare qualsiasi tipo di situazione da approfondire al comando di polizia locale tramite la centrale operativa. Si tratta di un intervento che rientra nell'operazione ad alto impatto, che ha l'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini. Si chiamano azioni ad alto impatto proprio per il numero di personale utilizzato e il tipo di equipaggiamenti. Con l'approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto Sicurezza Treviso 2024 hanno preso avvio in questi giorni, soprattutto durante le sere, i vari servizi per garantire la sicurezza urbana su tutto il territorio comunale, in modo particolare nei quartieri e ovunque i cittadini abbiano segnalato situazioni da approfondire e da verificare. È importante, spiega il comandante Andrea Gallo, far pesare la nostra presenza muovendo un discreto numero di mezzi agenti. Nell'ultimo caso sono stati 10 gli agenti impegnati sul campo. Noi continueremo a prendere tutte le segnalazioni dei cittadini e faremo operazioni di questo tipo almeno una volta alla settimana, se non di più, se dovesse essere necessario. Ed andiamo nel Padovano, azione dei sindaci dei Colli. Dopo i casi di Toscana Virus scatta la pulizia di pozzetti e di caditoie. In 10 giorni il secondo caso di Toscana Virus, 9 se si contano anche quelli registrati dal 2022, tutti nell'area dei Colli Ugani. Un virus provocato dalla puntura dei papataci che può dare in casi rari forme neurologiche più gravi che portano al ricovero, come gli ultimi 2 episodi, entrambe donne over 60 ricoverate all'ospedale di Schiavonia e ora fortunatamente in fase di miglioramento. I sindaci dei comuni dei Colli, l'area dove è più massiccia la presenza dei papataci che prediligono un ambiente umido, hanno attivato la pulizia di pozzetti e caditoie, anche se per i papataci le disinfestazioni sono molto più difficili. Non c'è
un'azione proprio mirata per la possibilità di eliminare questi papatacci, perché tra l'altro si trovano in zone proprio ben definite e anche a volte si tratta che si trovino proprio in zone dove c'è proprio un'abitazione, per cui non è che noi possiamo fare dei trattamenti specifici per questo problema. Noi continuiamo i nostri trattamenti che facciamo ogni anno con la misurazione comunque delle larve sui nostri pozzetti, che purtroppo a causa anche del clima molto umido del periodo, a causa anche delle piogge che sono state fino a poco tempo fa, dobbiamo tenere sotto controllo e aumentiamo comunque, questo sì, il controllo sulle caditoie, sui pozzetti, sui vari punti che l'azienda specializzata incaricata dal comune sta monitorando in tutto il nostro territorio. Ed ora andiamo subito a Jesolo, lo vedo pronto il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti. Sindaco, intanto buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito, buon lunedì. Buongiorno, buon lunedì anche a lei. Senta Sindaco, purtroppo allora partiamo dall'aspetto insomma quello un po' negativo, quello di Piazza Mazzini, che è tornata un po' ad essere teatro di risse fra giovani. Purtroppo è uno dei problemi che ogni anno con l'estate arriva soprattutto da parte dei giovanissimi. Questa volta insomma è partito subito il provvedimento immediato del questore. Certo, intanto iniziamo con l'inquadrare un po' il contesto. Sicuramente la situazione è molto migliore rispetto a quella del 2022, che è stata l'estate più difficile per la città di Jesolo, quando allora abbiamo avuto una serie di episodi di violenze, di sangue, anche perché purtroppo c'era la pratica diffusa di avere dei coltelli con sé da parte di molte persone. A 2 anni di distanza stiamo sicuramente meglio, quindi cerchiamo di contestualizzare. Non ci sono episodi di violenza efferata. Jesolo e anche Piazza Mazzini, sia di giorno che di notte, è comunque un posto sicuro dove poter andare, dove poter stare. Ovviamente noi quest'anno vediamo l'arrivo sul litorale di quei problemi che sono gli stessi problemi che hanno le grandi città venete, pensiamo a Treviso, a Padova, a Mestre, durante il resto dell'anno. Quindi abbiamo una pattuglia di persone, perché parliamo veramente di 20-30 persone, spesso giovani, giovanissimi, spesso di seconda, terza generazione di immigrati, in alcuni casi anche minorenni, che non hanno di meglio da fare che diciamo divertirsi a creare schiamazzi, a creare degrado, a diciamo mettere in atto delle azioni anche alle volte di violenza. Contro questi abbiamo adottato nel tempo una serie di provvedimenti a livello comunale, come ad esempio il controllo degli accessi al mare durante la sera, come le limitazioni al consumo di bevande alcoliche in suolo pubblico, come una serie di controlli molto serrati rispetto al divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori, sia nei mini market che nei locali di somministrazione, e stanno dando effetto queste scelte. Abbiamo anche, in accordo con la prefettura, con la questura e con le forze dell'ordine, una presenza massiccia di forze dell'ordine. Pensate che solo sabato sera avevamo nel quadrante dalle 19 all'1 più di 30 fra polizia locale, guardia di finanza, polizia di Stato presenti in piazza. Nel quadrante invece notturno dall'1 alle 6 avevamo 24 carabinieri fermi in piazza Mazzini, quindi il controllo del territorio c'è. I provvedimenti del questore sono anche diciamo il segno che il controllo del territorio c'è, e vengono identificate le persone che si macchiano di determinate fattispecie e vengono allontanate dal territorio. Il vero tema è che probabilmente noi stiamo affrontando dei fenomeni sociali emergenti che sono gli stessi, come dicevamo prima, anche di molti altri comuni veneti, con strumenti che non sono adeguati per affrontare questi fenomeni, e magari sarebbe utile anche fare 2 parole su quali possono essere gli strumenti migliori da immaginare. Sindaco, e questo insomma l'aspetto, diciamo, quello insomma, se possiamo dirlo tra virgolette negativo, e invece l'aspetto positivo è che insomma è una stagione turistica
dove insomma ci sono tanti turisti, tanti stranieri, quindi insomma una stagione che sta andando bene. Direi proprio di sì, è una stagione che ha fatto fatica ad ingranare la marcia, perché abbiamo avuto un maggio e la prima quindicina di giugno segnata da un tempo mutevole, con tantissime piogge, quindi questo evidentemente produce due effetti. Uno è che nei periodi appunto di maggio e di giugno abbiamo avuto una leggera flessione sulle presenze derivanti dal fatto che se piove la gente non va al mare, e poi abbiamo avuto un ritardo nelle prenotazioni per il resto dell'estate, perché da un punto di vista anche psicologico, se il tempo non è dei migliori, le persone nella scelta delle vacanze fanno fatica a prenotare. Dalla metà di giugno invece ci siamo ampiamente ripresi, i numeri attuali e quelli anche che prevediamo per il resto dell'estate sono grosso modo simili a quelli del 2023 che è stata un'estate da record, la migliore di tutti gli anni. Lo scorso anno abbiamo chiuso con 5 milioni e mezzo di presenze, 1.200.000 arrivi. I dati dell'imposta di soggiorno dei mesi di maggio e di giugno comunque segnano una sostanziale tenuta dell'imposta di soggiorno, quindi significa che anche le presenze grosso modo hanno tenute, quindi anche le conseguenze sulle presenze e sui numeri del maltempo sono state comunque contenute, quindi l'ipotesi che facciamo è che anche quest'estate sarà un'estate dai grandissimi numeri. In questo momento la città è praticamente al 100% di occupazione, c'è un recentissimo studio che viene fatto ogni estate dal centro di ricerca JFC, che mette in serie tutte le località balneari italiane e conferma Jesolo in crescita anche nel gradimento da parte dei turisti, fermamente come seconda spiaggia d'Italia, come conoscibilità, come servizi, come giudizio da parte dei turisti, quindi sicuramente viviamo un momento di buona salute e l'auspicio è quello che l'estate appunto si chiuda in questa maniera. Ecco, Sindaco, soddisfatti soprattutto albergatori e commercianti? Beh, assolutamente sì. Jesolo ovviamente è molto sfaccettata, ha come core business la ricettività alberghiera, però non dimentichiamo che abbiamo anche un'importante fetta di open air, abbiamo il miglior campeggio d'Europa che è il Campeggio International, e anche questo comparto sta segnando buoni numeri. Abbiamo un mercato delle locazioni turistiche, quindi delle case messe in affitto, che è in costante crescita e che ha lo scorso anno sfondato il muro del 1 milione di presenze, e quindi comincia ad essere un mercato molto importante per la città di Jesolo. Ovviamente non è detto che nei vari settori le cose vadano alla stessa maniera, perché nel commerciale, e quindi in tutta quella che è la rete di negozi, di somministrazione della città, i giudizi sono diversi. Se il food e il bere tiene, perché ovviamente è un mercato importante, registriamo qualche difficoltà nel settore commerciale puro, quindi nei negozi, che deriva soprattutto da una capacità di spesa limitata da parte dei nostri turisti. Consideriamo che in Italia veniamo da 2 anni di inflazione galoppante, di mutui che sono cresciuti. In Germania abbiamo grosse difficoltà economiche, quindi il giudizio che diamo è che le persone, i nostri mercati, non rinunciano alle vacanze, magari accorciano leggermente il periodo di vacanza ma non rinunciano, però una volta usciti dalla struttura in cui soggiornano magari hanno qualche soldino in meno a disposizione, e quindi magari nel commercio si sente un po' di più questa difficoltà. Sindaco, io la ringrazio davvero, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie a voi e buona settimana. Grazie davvero Sindaco. Noi andiamo subito con la cronaca, perché lo vedo sullo schermo il nostro Cristian Arboite, che si è spostato a San Polo di Piave. Cristian, buongiorno, a te la linea. Sì, buongiorno di nuovo Daniela. Siamo a San Polo di Piave con Nicoletta Rizzetto a Casa Vittoria, dove lavorava Massimo Feletto, l'uomo di 50 anni con sindrome di Down, che ieri sera è stato travolto e ucciso da un pirata della strada qui poco distante, nella zona di Tempio di Ormelle. Stava passeggiando sul ciglio della strada con la badante
41enne che fortunatamente ha riportato lievi ferite. Per lui invece non c'è stato nulla da fare, ma soprattutto c'è un pirata della strada ancora a piede e libero. Le indagini sono seratissime, coordinate dai carabinieri, ma si sta mobilitando tutta la zona per appunto trovare questo guidatore. Qui con me c'è Andrea Serra. Andrea Serra è un volto molto noto, è direttore di Casa Vittoria, appunto questa struttura che pratica costantemente l'inclusione, dove Massimo lavorava. Qui era un volto noto, amato, conosciuto. Assolutamente sì, Massimo è stato uno dei nostri primi ragazzi ad essere inserito nella nostra struttura, molto conosciuto e molto apprezzato per il lavoro che svolgeva appunto qua. Ragazzo simpaticissimo che amava coccolare le clienti, amava coccolare chi arrivava nella struttura, perché lui si sentiva parte della struttura. Per noi è una mancanza molto forte, perché comunque era un ragazzo buono, generoso, soprattutto per la situazione che aveva. Ci eravamo mossi dopo la morte della mamma per poterlo avere ancora con noi, organizzandoci anche nel trasporto per andare a prenderlo, riportarlo a casa, insomma, per far sì che fosse qua sempre con noi. Vi eravate mobilitati proprio, sì, per trovare un modo appunto di continuare un percorso che era un percorso umano ma anche professionale. Assolutamente sì, ormai era uno di noi, quindi faceva parte della famiglia di Casa Vittoria. E la notizia che è arrivata ieri sera è stata veramente un colpo al cuore. E senta Serra, lei che cosa si sente di dire a questo pirata della strada? Costituisciti, perché al di là dell'incidente c'è anche la gravità di una persona disabile, di una persona che non era in grado di potersi difendere, se c'era la possibilità di difendersi. Quindi spero che si possa costituire, e se non lo fa credo che non possa avere la coscienza a posto la notte quando va a letto. Non ci sono altre parole, diciamo? No. Cioè, un gesto del genere non va assolutamente perdonato e non va lasciato perdere. Andrea Serra, grazie davvero per questa sua testimonianza, per questo suo ritratto di Massimo, ma anche per questo messaggio forte e potente. Per il momento è davvero tutto, Daniela. Le indagini sono in corso, sono seratissime, sono scandagliate tutte le telecamere pubbliche ma anche private dell'area. Da qui insomma Ormelle, il tempio di Ormelle è davvero a 5 minuti, chiedo conferma anche a Serra. È tutto con Nicoletta Rizzetto. Daniela, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Cristian Arboito. Ovviamente torneremo a parlare di questa tragedia nel corso dei nostri telegiornali questa sera. Noi siamo arrivati davvero al termine di questa prima edizione. Vi ricordo questa sera la nostra trasmissione Ring, gli ospiti Riccardo Barbisan della Lega, Antonella Tocchetto del Partito Democratico, Nicolò Rocco di Azione. E poi nella seconda parte torneremo a parlare della tragedia di Alex Marangon, il giovane trovato morto sul Piave dopo aver partecipato ad un rito sciamanico. Ci saranno Paolo Calia, giornalista del Gazzettino, Nicola Cendron, giornalista di Treviso Today, ed infine Cristian Arboit, il nostro collega che avete appena visto di Media Nord-Est. Ed è davvero tutto. Io ringrazio Alessandro Granziera e Fabio Falero per averci seguito passo dopo passo in questa prima edizione, e vi do appuntamento a domani, ovviamente nella nostra prima edizione di domani. Ora le previsioni del tempo e poi il nostro film. Arrivederci.